Contrasto del lavoro nero e verifica del rispetto delle regole anti-Covid nelle aziende agricole e in quelle del manifatturiero. I carabinieri del gruppo Tutela Lavoro di Venezia e del Comando Provinciale di Treviso, in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro, hanno messo in campo ieri nella Marca una serie di ispezioni mirate a far emergere eventuali irregolarità. Sono quindi state sottoposte a controllo complessivamente 5 aziende, 2 del settore manifatturiero e 3 del settore agricolo. Sono state valutate 61 posizioni lavorative e per ben 21 di queste è emerso che i lavoratori venivano impiegati in nero. A Motta di Livenza 3 le aziende agricole controllate, tutte gestite da cittadini extracomunitari. Di 30 lavoratori impiegati in campi e vigneti, pakistani, senegalesi, indiani, 14 erano in nero, titolari denunciati e attività sospese, dall'agricoltura al tessile e all'occhialeria. 4 lavoratori irregolari su 26 in un'azienda di Pederobba, 3 impiegati su 8 in una di Villorba, gestite rispettivamente da un cittadino cinese e un italiano. Anche nell'ambito dei controlli finalizzati al rispetto della normativa anti-Covid è emerso che in 2 aziende la normativa non era completamente rispettata. In questo caso è stata disposta la sospensione dell'attività fino a quando le aziende non provvederanno a ripristinare le condizioni lavorative di sicurezza necessarie per poter continuare ad operare. Elevate sanzioni amministrative per oltre 80.000 euro, altri 4.000 per violazione delle norme anti-Covid e ben 155.000 euro per una ventina di irregolarità in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.